centrale della serata, confronto per 5 e 6 anni, vincitori da 15 a 45 mila euro in carriera. In 6 dietro le ali dell'autostart, che si muove e approccia la curva di sinistra. 1. Doge Spritz Andrea Farolfi. 2. Ennio Griff Manuel Pistone. 3. Daphne JCP Marino Lovera. 4. Elva Jet Lorenzo Baldi. 5. Efrem Salvatore Luongo. 6. Energy Clemar Gennaro Casolari. Macchina ha raccolto i concorrenti, tutti perfettamente a rete tranne Doge Spritz che cerca di prenderla più lunga possibile. La macchina accelera, va per lo stacco. Partiti con lotta per il comando, Daphne JCP ed Elva Jet a lottare. Poi in corda Doge Spritz con accanto Ennio Griff, quindi Efrem alla retroguardia, Energy Clemar. Prima curva con Daphne JCP che ha contenuto Elva Jet, si è installata al comando. Elva Jet cerca di parcheggiare seconda avanti a Doge Spritz, ci riesce. 14 per il lancio, punta dritto ora Ennio Griff, numero 6, va su Daphne Clemar, JCP dopo 400 metri di corsa, a sopravanza e passa. 400 metri in 28,1 sul piede dell'1,10. Ed Ennio Griff si è installato al comando. Daphne JCP è seconda avanti ad Elva Jet, poi Doge Spritz alla retroguardia, Efrem. 600 metri di gara in 43,4 per Ennio Griff, che viene sotto alle tribune in vantaggio. Sembra volersi spostare dalla corda Doge Spritz, che avanza allo scoperto trascinandosi Efrem. Gli offre punto di riferimento dopo 800 metri in 58,3. Ennio Griff che guida, 32 per il secondo quarto di gara, nella sua scia Daphne JCP, poi Elva Jet, di fuori Doge Spritz con in scia Efrem. Il primo chilometro da parte del battistrada viene passato in 1:13,6. Ennio Griff continua in vantaggio sulla retta opposta alle tribune, nella sua scia è sempre Daphne JCP che viene ora apparigliata da Doge Spritz, poi Elva Jet con accanto Efrem. Non cambia nulla a 400 metri dal palo, la retta di là in 14,2 ed Ennio Griff continua in vantaggio. Doge Spritz lavora sul passo al suo esterno, Efrem sempre in attesa in pariglia, Daphne JCP in corda, 250 metri al palo e Ennio Griff affronta la retta d'arrivo in vantaggio. Al suo esterno c'è Doge Spritz che insiste sul passo, a largo Efrem, in corna Daphne JCP, è in vantaggio Ennio Griff che è un po' stanco, arriva Doge Spritz insiste, a largo Efrem, insiste Doge Spritz passa e vince nei confronti di Efrem ed Ennio Griff, finiti in foto. 1:13,3 il ragguaglio cronometrico. Doge Spritz, Andrea Farolfi per Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Samantha e Giulia, percorso esterno vincente per il figlio Dino Repli, che mette giù una super prestazione, tutta strada di fuori. Viene a cogliere in difficoltà Ennio Griff che è stanco negli ultimi 50 metri ed è preda del finale anche di Efrem. Vince Doge Spritz, al secondo Efrem, al terzo Ennio Griff. 1-5-2 in numeri, l'arrivo della sesta.